cresciuta. Adesso ho Fabiana. capito. Piacere vederla. Dammi del tu, dai, se no Un veramente piacere vederti. ecco, mi fai sentire vecchia. Buon lavoro allora. Siamo andati. Sì, ci siamo. Bene, allora io direi che possiamo tranquillamente quindi lasciare la parola all'assessore Daniela Lizzi, assessore alla cultura del comune di Latisana, città che ha accolto da subito con molto entusiasmo il progetto e per questo anche ha deciso oggi di ospitare questa presentazione di Frico, che non anticipo nulla perché verrà detto tutto dopo. Allora la parola all'assessore Daniela Lizzi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, grazie a voi di essere tutti qui. Finalmente facciamo questa conferenza stampa per dare vita finalmente a questa rappresentazione teatrale a cui ho creduto fin dall'inizio con Agata Garbuio, ci siamo sentite ormai diciamo anni fa, possiamo dire anche anni fa, perché tra la pandemia e tutto quello che ci è successo successivamente, insomma, però insomma, l'importante è essere duri al pezzo e andare avanti. Ci siamo riusciti, siamo qui e avremo quindi la prima di questa rappresentazione, il debutto, l'avremo la Pisana, di questo veramente sono orgogliosa, anche perché questa rappresentazione parla di un personaggio latisanese, quindi mi sembrava giusto che partisse da qui, no? Questo Malacarne, questo notaio latisanese, e quello che mi ha attirato la mia attenzione, oltre alla storia e alla passione e all'impegno che ha messo questa compagnia tale che ho conosciuto nel tempo, è il fatto che all'interno di questa rappresentazione, e quindi dal libro, no, dei travagli d'amore dal quale è stato tratto, si è rilevato il dialetto latisanese, che non è mai stato rilevato in nessuno scritto finora o che si sappia. E questo mi è piaciuto molto, anche perché io sono molto alla ricerca della storia del nostro paese, soprattutto la storia della Pisana. La Pisana aveva e ha una posizione strategica con il fiume, quando era un bellissimo porto commerciale, e addirittura coniavamo una moneta, noi avevamo il soldo artigianese, che proprio in questi periodi siamo riusciti ad averne uno originale, e lo inaugureremo tra poco, a fine giugno, inaugureremo il possesso, la proprietà di questo soldo, che quindi ci rimarrà nella nostra storia di quella bellissima epoca in cui la Pisana era un porto. E la posizione strategica è rimasta, anche perché siamo in un bivio tra Venezia, Trieste, e quindi abbiamo una posizione che è diminuita di importanza nel tempo, ma che con i flussi e riflussi cerchiamo di farla rivivere e farla diventare, non dico come una volta, ma magari di più in altro modo. Bene, ho parlato anche troppo, io vi ringrazio moltissimo di essere qui tutti e non vedo l'ora di ascoltare dai registi, gli scrittori, tutti quelli che sono presenti per presentare questo spettacolo che avremmo qui, posso dire la data? L'11 giugno al Teatro Odeon di Latisana. Ecco, grazie e vi lascio a voi la parte. Grazie. Ecco, grazie Assessore che ha svelato anche la prima informazione, insomma, che è quella del debutto di questo spettacolo che avrà il suo piccolo grande cammino, insomma, dopo un bel po' di lavoro, lavoro che ha coinvolto diverse persone, tra cui appunto Agata Garbuio e Claudio Colombo, che sono i due direttori artistici della compagnia Brat. Vedo che si è tolta la mascherina per prima Agata, quindi lascerei la parola a lei che presenta il lavoro della compagnia e anche questo progetto da un nome così invitante. Tra l'altro ci avviciniamo all'ora dell'aperitivo, quindi si mangia. Allora, parto dalla compagnia, cioè io e Claudio siamo i cofondatori della compagnia Brat, che nasce nel 2015 nella Bassa Friulana, e quindi siamo molto contenti di portare avanti un lavoro che parla proprio di un personaggio che
riporta quindi in vita un testo legato proprio a questo territorio. Noi siamo tutti e due under 35, per cui possiamo essere catalogati come giovani. La spinta iniziale che ci ha fatto dire sì, fondiamo la compagnia assieme è la nostra comune passione per il teatro popolare, inteso come un teatro in grado di parlare a tutti, che possa parlare a tutti e che prende forza dalle proprie radici. Per questo abbiamo cominciato e tuttora portiamo avanti una nostra ricerca che è fatta di studi, è fatta di incontri, siamo andati a curiosare tra i carnevali storici ancora esistenti sia in Friuli che poi nelle vallate delle montagne, per andare a scoprire quello che è la radice di una ritualità che è poi la radice più ultima del teatro. E l'uso ancora vivo, attivo che si fa delle maschere. Un'altra nostra grande passione è quella della maschera teatrale, che deve essere un oggetto che prende vita. E quindi questa capacità di portare vita in scena è quello che più ci muove. Una vita che appunto è fatta di oggetti inanimati che diventano animati, di personaggi che risalgono alle nostre radici e che vengono riportati in vita e questo ci ha proprio portato all'ideazione, alla creazione di questo progetto Frico, appunto. Frico perché la cultura deve essere nutrimento non solo per la mente, ma deve essere nutrimento vero, popolare anche, legato a questa terra. Infatti è Frico, acronimo di Fri, Friuli commedia, è Friuli in commedia. E questo ci è nato dalla scoperta di questo, riscoperta di questo antico testo teatrale che ha questo personaggio Malacarne, di cui non dico niente perché altri potranno parlare più di me di questa cosa. Dico brevemente che cos'è, in che cosa si compone per questo progetto Frico. Ha una serie di laboratori teatrali di uso della maschera teatrale e anche di costruzione della maschera, una serie di attività di divulgazione di quella che è la cultura teatrale legata alla maschera, alla commedia dell'arte e la cultura friulana. Quindi una parte più divulgativa e formativa e una parte invece performativa, spettacolare, legata appunto all'allestimento e alla realizzazione di una serie di repliche dello spettacolo Malacarne, la ballata dell'amore e del potere. Qui io passerei la parola forse a Claudio se vuole aggiungere qualche cosa sulla compagnia e sul progetto, lo spettacolo, le cose che mi sono venute. Sì, no, io aggiungerei solamente un paio di cose. Perché abbiamo scelto questo testo? Perché, come ha detto Agata, noi quando abbiamo cominciato siamo andati alla ricerca dei riti, delle tradizioni popolari in cui la maschera era presente, sia sul territorio friulano sia sul territorio lombardo, perché io sono lombardo. E quindi da qui abbiamo iniziato una ricerca su appunto questi riti, sulla festa e da lì poi quindi siamo andati a vedere i Krampus, siamo andati a vedere i carnevali di Sauris, delle valli del Natisone, di Sappada, di Resia e alcuni in provincia di Como e Lecco e da lì poi abbiamo iniziato questa ricerca su se esistesse o meno una maschera friulana, perché ogni territorio ha una maschera. E siccome noi non eravamo a conoscenza, abbiamo cercato su internet e abbiamo scoperto di questo testo, I Travagli d'amore, che è stato ristampato nel 2015
E allora ci siamo chiesti, ma perché nessuno mai ha messo in scena questo testo o ha parlato di questa maschera? Che appunto leggendo il testo e anche leggendo la stampa che riportava l'annuncio di questa nuova edizione, veniva paragonato il personaggio di Malacarne a l'Arlecchino friulano. E allora ci siamo chiesti perché nessuno mai, e ha detto, beh, facciamolo noi. E allora abbiamo tenuto nel cassetto questo progetto fino a quando il bando regionale della regione Friuli Venezia Giulia, legato alla caduta del patriarcato di Aquileia, abbiamo detto bene, proviamo, perché abbiamo identificato, e qui rubo le parole di Marco Gnaccolini, il drammaturgo, abbiamo identificato il momento della caduta del patriarcato come il momento esemplare per noi per raccontare di un servo, quindi è il momento in cui il popolo friulano è diventato servo della Serenissima. E quindi da lì è nato un po' tutto e abbiamo coinvolto poi il regista Michele Modesto Casarin con la compagnia Pantachin, il comune di Latisana, Saga Po Teatro, il teatro Il Vodul di Bucarest, gli amici di Bobo, poi gli altri partner, c'è il comune di Porpetto che è dove noi abbiamo la sede e il comune di Reana del Roiale. E abbiamo anche il patrocinio del comune di Aquileia e abbiamo anche la collaborazione con il comune di Premariacco e Teatro Ossaria che ci ospiteranno nelle ultime fasi dell'allestimento dello spettacolo e ci ospiteranno loro nel loro teatro per andare a rifinire il tutto. E io direi che ho finito. Allora, abbiamo dei piccoli problemi di collegamento con il professor Gabriele Zanello che forse riusciamo a far collegare telefonicamente. Ora c'è la detta stampa, infatti, che sta cercando. Perfetto, è già il telefono con lui, quindi... E purtroppo, come diceva Anna, prima ci sono stati dei problemi di collegamento con il professor Zanello. Però adesso sembra. Vediamo se non sappiamo se riusciamo a averlo in collegamento o meno, ci sono dei problemi tecnici. Posso dire veramente a grandi linee, perché lui è assolutamente... No, vediamo se riusciamo, andiamo avanti. Allora, eccoci qua, niente, il professor Zanello è impossibilitato proprio a parlare, si scusa tantissimo, e mi dispiace molto anche perché aveva delle bellissime cose da dire rispetto all'edizione che ha curato, l'edizione critica della Società Filologica Friulana del 2015 dai Travagli d'Amore. E adesso Claudio ci ha un po' raccontato la genesi dello spettacolo. Se il professor Zanello riuscisse più tardi a collegarsi, mi manderà un messaggio e quindi riprenderemo il suo intervento in questo modo. Quindi, se è pronto ai nastri di partenza, Marco Gnaccolini, darei la parola a lui che ha curato il testo dello spettacolo e quindi ci può raccontare com'è stato il lavoro di scrittura di questo testo così significativo di cui ci hanno parlato Claudio e Agata finora. Certamente, eccomi qua. Grazie mille Anna, grazie Claudio e Agata per l'introduzione. Io appunto sono Marco Gnaccolini, sono il drammaturgo di questo splendido progetto. Devo premettere che la compagnia Brattin, Agata e Claudio hanno avuto un coraggio a chiedere a un veneziano di scrivere una storia legata al Friuli, quindi in qualche modo forse anche per farmi espiare qualche colpa degli antichi miei avi, insomma, sono qui a raccontare in qualche modo come è nata la nostra storia. Mi sentite bene, vero? Agata, Claudio, fatemi un cenno se mi sentite. Perfetto.
Allora, come già accennato poc'anzi dai nostri creatori del progetto, bene, la nostra storia ha come punto di partenza la commedia seicentesca, appunto I Travagli d'amore di Marcantonio Gattinon. In questa commedia è presente il personaggio di Malacarne, ma non come personaggio protagonista della commedia, ma come personaggio in qualche modo secondario, se non oserei quasi dire terziario. Lo vediamo infatti in poche scene molto divertenti e molto scurrili anche, come servo del mercante avaro Pantalone. Quindi principalmente in questo testo noi siamo partiti da un personaggio in qualche modo potremmo chiamare macchietta o maschera del servo, e risolve molte situazioni in maniera scombinata, fanfaronesca, ma immaginando anche piani diabolici e soprattutto appunto lazzi e fraintendimenti verbali che spesso hanno un doppio senso scurrile, cosa che ce l'ha fatto immediatamente amare a noi raccontatori del teatro popolare e sanguigno. Bene, questo punto di partenza era anche un punto di partenza molto fruttuoso per noi perché, date queste poche scene e data quella che mi piace chiamare bidimensionalità di questi personaggi marginali in una commedia, noi siamo andati e abbiamo voluto rendere un personaggio marginale, renderlo il personaggio principale del nostro nuovo lavoro. Come citava Claudio, come citava Agata, siamo di fronte a una sorta di Arlecchino del Friuli, ma ancora in germe nella commedia seicentesca. Bene, noi abbiamo voluto puntare in alto, abbiamo avuto l'ardire quindi di raccontare con il nostro lavoro, immaginare l'origine di questa maschera, l'origine di questo personaggio, quindi andare a raccontare il momento in cui il nostro Malacarne diventa Malacarne servo. Quindi il nostro punto di partenza del lavoro sarà quello di vedere un Malacarne ancora libero in qualche modo, ancora un Malacarne contadino, proprietario dei campi, che per pochi giorni, dopo pochi giorni, diventeranno appunto proprietà della Repubblica Serenissima. La cosa appunto che è fondamentale di questo passaggio è che appunto vede già in questo che vi ho raccontato, in questo cambio, vede un po', se vogliamo, la spinta di tutto il nostro lavoro in maniera metaforica, cioè un mondo con la caduta del patriarcato di Aquileia e l'ascesa della Repubblica Serenissima nei territori del Friuli, diventa una sorta di metafora di un mondo in cambiamento, di un mondo antico che va a finire e di un mondo nuovo che va a cominciare. Non per questo con caratteri positivi o negativi, ma questa è la situazione dove noi abbiamo voluto anche imperniare la nostra trama. E la nostra trama anche con lo spirito che ci hanno raccontato appunto Agata e Claudio della volontà del racconto di maschere di un teatro rituale, è andata a pescare nei miti e nelle leggende fondative di molti dei popoli che in qualche modo anche tutt'oggi sono accomunati, se vogliamo, da un'idea di conquista subita, o ancora meglio per dire da una situazione politica di privazione del proprio territorio. Cosa voglio dire? Abbiamo lavorato per esempio per il racconto dei servi amici del Malacarne Caragozza, abbiamo lavorato sulle leggende per esempio del popolo curdo, anche popolo al momento esso stesso privato di un proprio stato, di un proprio territorio, frammentato insomma in diverse tribù. Mentre andando alla ricerca sempre più di racconti fondativi ci siamo imbattuti nella leggenda fondativa della città di Trieste e del vento di Bora. Questa leggenda l'abbiamo fatta nostra e l'abbiamo fatta scaturire e impersonificare in due personaggi rappresentanti i due nostri giovani innamorati, come nelle più classiche degli stili di testi di commedia dell'arte. Abbiamo quindi lavorato presentando in qualche modo due fazioni dentro la nostra storia, la fazione dei sottomessi, o anche meglio chiamati Sorestan in friulano, e la fazione del potere, la fazione dei conquistatori, quindi scusatemi il contrario, Sotan dei sottomessi e dei Sorestan con la potenza veneziana che arriva a conquistare, a far cadere il patriarcato di Aquileia tramite il mercenario capitano Sorestan e a seguito il mercante avido e bramoso di nuove rotte commerciali identificato dal nostro Pantalone. Quindi quello che abbiamo voluto raccontare anche
in certo qual modo, è una divisione di un mondo. E questa divisione di un mondo, appunto un mondo arcaico, antico, che ancora affonda le proprie radici nella terra, rappresentato appunto da il nostro Malacarne, che da contadino libero, proprietario dei propri campi, per non dover emigrare, si mette a servizio, diventa un servo, diventa in qualche modo uno schiavo, decide di perdere la libertà per non lasciare la propria terra. Un tema molto contemporaneo, per esempio, abbiamo affrontato con questo personaggio e con questa azione drammatica, un tema molto contemporaneo di molti della generazione, insomma, di under 35, di cui anch'io in qualche modo sono per poco rappresentante, costretti a pensare di dover lasciare sempre il nostro paese per andare a trovare lavoro fuori, ma soprattutto anche nel continuare a pensare, come espresso dal nostro sottotitolo, che per poter far fronte a una nuova realtà da poter salvaguardare, da poter costruire insieme, il racconto dello scontro che c'è fra la forza dell'amore, che è la forza che più unisce le persone, contro la forza del potere, che è quella che più le disgrega al mondo. Queste due tematiche, presentate appunto anche nel nostro sottotitolo, sono rappresentate da personaggi del nostro dramma comico, insomma, in qualche modo. Quindi abbiamo voluto anche, con un occhio a storie antiche, storie che potrebbero essere considerate solo del passato, in realtà parlare di temi per noi molto vicini. E questi temi li abbiamo affrontati in un lavoro di gruppo, sono stati temi lanciati da me dentro questa elaborazione della storia dell'origine di Malacarne, con l'occhio ai romanzi storici e anche alle storie di origine dei supereroi che siamo abituati adesso a vedere al cinema. Abbiamo poi affrontato tutti insieme appunto la validità contemporanea di queste storie. Quindi il nostro racconto è, certo sì, recupero di una storia antica, certo sì, l'invenzione di una storia, di un personaggio friulano, e quindi a opera della fantasia e con profonde ricerche storiche dietro, ma è anche una volontà di espressione di tematiche contemporanee che tuttora sono parte delle nostre battaglie quotidiane. Beh, grazie Marco, è stato interessantissimo riuscire ad entrare nella storia attraverso le tue parole. Allora, visto che ancora il prof Zanello non riesce a collegarsi, a questo punto direi di buttarci a capofitto nel lavoro di regia da parte appunto del regista Michele Modesto Casarin, che vediamo se... Eccolo qui, che compare accarezzandosi la sua barba ed è pronto a raccontarci, insomma, nel bene e nel male come è stato questo lavoro di regia. Anche se prima farei una piccola parentesi perché Fabiana Dalla Valle del Messaggero Veneto chiedeva quanti attori ci sono in scena. È arrivata la risposta via chat, ma se non l'avete letta, se vuole rispondere Agata un momento alla domanda della Fabiana, ricordati che sei senza audio. Volentieri. Allora, il cast è composto da 5 attori che interpretano 7 personaggi. Poi mi pare di aver visto che nella chat una domanda riguardo al testo e se ci sono donne o meno. Ci sono 2 attrici che quindi interpretano 2 personaggi femminili. In particolare, questi 2 personaggi sono una è Bora, e quindi da un lato rappresenta proprio il vento di Bora con la leggenda fondativa di Trieste, ed è una giovane, è la figlia di Pantalone che si ritrova rinchiusa in questa grande villa, anche sfarzosa, ma completamente sotto il dominio di questo padre a cui lei vuole sfuggire, e riuscirà a sfuggire a questo dominio grazie all'aiuto della sua balia, la Salute Maledette, che invece incarna il sapere popolare, e anche quella comunanza che
sia tra donne, che quindi vede la spinta vitale di questa giovane e decide di aiutarla, ma così facendo si andranno a creare una serie di incidenti che poi porteranno avanti la vicenda e faranno un po' crollare su di loro diversi sogni e aspettative. L'altro punto invece riguardo al testo. Il testo che utilizziamo, il copione, è stato scritto da Marco Gnaccolini e con tra l'altro delle traduzioni o delle versioni in diverse lingue, perché Marco giustamente scrive in italiano, mentre per esempio il personaggio di Malacarne parla in friulano. Nel testo antico è un friulano antico legato proprio alla bassa friulana, alla zona di Natisana. Ora utilizziamo un friulano che sia più accessibile a tutti, perché la cosa principale per uno spettacolo teatrale è arrivare alle persone, ed la traduzione è stata curata proprio dall'attore che interpreta il ruolo di Malacarne, così come anche la traduzione in lombardo è stata curata da Claudio Colombo, che appunto interpreta il ruolo del che arriva dalla Lombardia, mentre un italiano maccheronico, diciamo, che prende sia dal Veneto che dal Friulano, compone la lingua parlata dalla serva di Pantalone, la Vania dell'innamorata. Mentre poi c'è questo personaggio di origine turca, inteso come turco-ottomano, di questo servo Karagozzi, tra l'altro personaggio nome Karagozzi viene dal teatro d'ombre tradizionale turco, che parla, per non voler fare la macchietta del turco, abbiamo inventato un linguaggio completamente nuovo, che è un italiano rigirato, rimescolato, che ha delle assonanze con il maestro Yoda addirittura, per cui siamo andati a pescare veramente nei mondi più disparati. Dicevo, il testo è un testo scritto, che però lascia liberi dei momenti di improvvisazione che sono quel giusto dialogo che si ha con il pubblico, perché è un tipo di spettacolo senza quarta parete, è uno spettacolo in cui i personaggi si parlano tra di loro, ma in cui i personaggi e gli attori parlano direttamente con il pubblico. Ma di questo forse parla meglio il regista. E aggiungerei una cosa, nominiamo anche gli altri attori che appunto, oltre a me, Claudio Colombo e Agatha Garbuglio, sono Nina Carpora, Filippo Fossa e Federico Scride. E a tal proposito, il progetto è stato costruito nella parte riguardante lo spettacolo inizialmente su me, Agatha e Federico Scride. Per gli altri due attori, a luglio di un anno fa abbiamo fatto un laboratorio casting aperto ad attori professionisti del territorio tra il Friuli e il Veneto, e abbiamo poi selezionato insieme al regista Michele Loresto Peserin Filippo e Nina. Bene, direi che quindi adesso il regista potrebbe intervenire, visto che l'abbiamo tirato in ballo, chiamato in causa, e poi risponderemo alle altre domande che vedo che stanno continuando ad arrivare. Grazie Anna, grazie a tutti, grazie al Comune di Latisana che ci ospita per questa finalmente questa ripartenza nel senso che non solo dello spettacolo Malacarne, ma proprio dell'arte, della cultura. Ricordavo qualche giorno fa, io non vado in scena da esattamente 1 anno e 2 mesi, quindi è una grande emozione per me essere qui e poter contribuire a questo nuovo lavoro che spero abbia storia, che spero abbia successo, ma sicuramente sarà così. Cosa dire di Malacarne? Cosa dire? È sempre molto strano
lavorare sulla commedia dell'arte in un'epoca così dove i media, dove le tecniche video ci superano. No, tutti pensano che la commedia dell'arte sia un teatro vecchio, passato di moda, ma non è così. Io, tra l'altro, faccio teatro professionale e lavoro sul teatro di maschera da 30 anni, lavoro prevalentemente all'estero, insegno in 2 accademie e all'Università di Bucarest. Pensate un po', io veneziano vado a lavorare all'estero per poter fare il mio teatro. Perché succede questo? E io ringrazio Brat Pantaki invece per dare la possibilità di far conoscere meglio questa forma di teatro, questa forma antica, che il grande maestro Lecoq, quando parla di commedia dell'arte, parla di teatro di maschera, lo cita come l'infanzia del teatro, ed è bellissimo perché l'infanzia, detta così, ha una doppia valenza. L'infanzia è sicuramente il periodo più bello della vita di un umano, di una persona, ma è anche l'inizio del teatro, cioè noi tutto quello che conosciamo lo dobbiamo a questa arte antica dell'uso della maschera. Fatto questa premessa, il lavoro, io ascoltavo Marco, ascoltavo Agata, Claudio, non vorrei che il pubblico si spaventasse. Sì, un lavoro molto pregno, con una bellissima storia d'amore, drammatica, ma ci sono momenti esileranti di grande comicità, e io mi sono affacciato a questo lavoro con grande rispetto. Io so molto poco della cultura friulana, ho molti amici friulani, ma so molto poco della cultura, quindi per me è stata una cosa molto 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 bella avere la possibilità di entrare in questo tipo di linguaggio, una lingua per me il friulano è una lingua sconosciuta, una lingua straniera. Questo mi ha agevolato il mio lavoro all'estero. Quindi dover fare questo tipo di lavoro, io ho cercato di farlo con grandissimo rispetto, e secondo me è una grande possibilità, una grande chance per far conoscere questa terra che è il Friuli e questa lingua meravigliosa che è così poco conosciuta nel mondo del teatro. Lo spettacolo è stato concepito per non essere uno spettacolo friulano, anche se noi abbiamo il contributo della regione. Agata ha citato prima tutti i comuni che sono vicini e che sono stati vicini al progetto, ma non è uno spettacolo che nasce per rimanere all'interno della regione Friuli, ma anzi è il trampolino per portare fuori questo tipo di cultura. Quindi questo Malacarne per me porta in sé tante storie, porta in sé una lingua arcaica che va conosciuta, quindi faremo fare Malacarne, il migrante, lo porteremo in giro per tutti i teatri italiani. Abbiamo voluto fortemente nella tradizione della commedia avere all'interno dello spettacolo diversi dialetti, in modo che se siamo in Lombardia la gente capisce il lombardo, e se siamo in Friuli la gente capisce il friuliano, ma se siamo nel Veneto la gente capirà Pantalone veneziano. Quindi per Napoli ci stiamo organizzando. Quindi detto questo, sto chiaramente scherzando, ma io lavorando all'estero ho cominciato a capire che, e ho esperienza personale, che la lingua è un falso problema. Infatti questo lavoro è molto forte anche perché è molto fisico, molto di immagine. La lingua è una musica, tutte le lingue che vengono parlate qua dentro sono veramente musicali, quindi il mio obiettivo è che il pubblico venga cullato da questo tipo di musica. Lo spettacolo porta in sé quelli che sono i crismi della commedia dell'arte, quindi il gioco di maschere meravigliose inventate appositamente per lo spettacolo, quindi creazioni nuove, un pantalone molto particolare, sì, perché è vero che abbiamo creato la maschera del nuovo Malacarne, quindi abbiamo battezzato un nuovo personaggio di commedia dell'arte, perché si fa presto dire Malacarne, l'arlecchino friulano, sì, ma bisogna inventare una maschera, bisogna inventargli un carattere, bisogna dargli una storia. Quindi sì, adesso Malacarne, direi, perché vedo una domanda, perché l'arlecchino friulano? Più che un arlecchino friulano è uno Zanni,
lo Zanni è l'archetipo dell'Arlecchino, quindi è più uno Zanni, quindi una figura del servo. Quindi per la prima volta vedremo Malacarne con la sua maschera, che anche questo farà parte del panorama teatrale, perché la commedia dell'arte, come dicevo prima, è una forma antica, ma al di là che è l'unica forma teatrale che è specchio della società, quello che succede, la commedia dell'arte riesce a riprodurre esattamente quello che è la società anche al giorno d'oggi, anche se stiamo parlando di un teatro che ha 500 anni. E quindi forti di questo abbiamo creato questo nuovo personaggio che si può identificare in moltissimi eventi quotidiani. Abbiamo inventato, grazie a Claudio, Agata, abbiamo inventato anche una maschera di pantalone molto particolare che si avvicina molto più alle iconografie classiche della fine del 500 del pantalone, quindi un pantalone più giovane, molto più aggressivo, molto più feroce, no? a dispetto del pantalone che noi siamo abituati a conoscere, molto edulcorato per esempio nel teatro settecentesco di Goldoni. Quindi qui abbiamo scavato un po' indietro, abbiamo cercato di andare all'origine dei personaggi. Dicevo, questo spettacolo tecnicamente è molto complicato. La commedia dell'arte non è certo famosa per essere un teatro letterario, ma è un teatro importante per la qualità degli attori, per la capacità tecnica e artistica degli attori e per quello che riescono a fare in scena. Quindi, infatti, gli attori cantano, suonano dal vivo, fanno pantomime, quindi una cosa che raramente si vede nel mondo del teatro. Sono molto orgoglioso di questo lavoro. Io sono sicuro che avrà grande successo. C'è stato anche un coinvolgimento con l'estero di Bucarest, no? Dove io lavoro da 14 anni ormai. Quindi spero di poter portare lì anche lo spettacolo e far conoscere questa forma. Cosa dire? Vorrei ringraziare chiaramente tutti quelli che hanno partecipato a questa creazione molto faticosa, molto, devo dire, anche dolorosa per via del periodo funesto che abbiamo passato. Vorrei ringraziare però anche i collaboratori che hanno portato il loro spirito artistico. Marco Gnaccolini, che è giovanissimo drammaturgo ma straordinario, con il quale lavoriamo insieme da 5 anni e c'è un grandissimo feeling, no? A me e a Marco unisce questo amore per le storie antiche, quindi i miti, perché comunque le maschere sono dei miti, no? Lui le declina in supereroi e io in miti greci, ma è la stessa cosa, devo dire, cambiano solo i nomi. Poi vorrei ringraziare Isabella Peghin per tutta la parte di movimento scenico, anche lei mezza friulana, mezza veneta, abita a Trieste ma è di Vittorio Veneto, quindi il Friuli imperversa. Irene Silvestri per l'aiuto, per le acrobatiche, l'atelier dietro le quinte, per i meravigliosi costumi. Sto dimenticando sicuramente qualcuno, tiratemi pure le orecchie. E volevo ringraziare innanzitutto Pantakin, che è la spalla di questo progetto. Noi siamo i vecchi, no? Perché lì sentivo parlare di under 35 e i miei 35 se ne sono andati da un pochino, però loro hanno quasi l'età della mia compagnia Pantakin, che ne ha 26, quindi siamo dentro in un modo o nell'altro. Noi abbiamo cercato di mettere a disposizione e a servizio di Brat, che sono comunque una compagnia giovane a cui io sono molto legato, anche perché Claudio e Agata sono stati per 3 anni miei allievi in accademia, e quindi Pantakin ha cercato di mettere a disposizione il sapere, la conoscenza, in modo che queste giovani compagnie possano emergere e trovare il loro giusto spazio, la loro giusta collocazione. Diciamo che abbiamo l'età che è giusto passare. Quando noi eravamo più giovani, qualcuno ha passato a noi il lavoro. Adesso è tempo di passare
il lavoro ad altri, in modo che la tradizione della maschera e l'evoluzione della maschera continui in assoluto. Mi sono dilungato, sono stato molto poetico, romantico, forse tedioso, mi scuso, ma mia scusante è che mi sono fatto il vaccino, quindi non è che sono proprio lucidissimo, quindi abbiate pazienza. Se avete delle domande o se ho omesso qualcosa potete dirlo. Grazie Anna, grazie ancora Assessore, la ringrazio, spero di poterla vedere in presenza il giorno del debutto. Grazie veramente a tutti e viva il teatro, viva la commedia. Allora, grazie a te Michele, non c'è stato niente di noioso in tutto ciò che hai fatto, che hai detto, quindi vai tranquillo e grazie per averci resi partecipi del tuo vaccino, che insomma è la chiave anche per farci tornare a teatro, perché sennò se tu è da 1 anno e 2 mesi che non vai, anche noi insomma abbiamo patito l'assenza da spettatori, parlo per me. Allora, visto che tu hai accennato una risposta alla domanda che è stata fatta da Stefano Zucchini, giornalista di Udine Today e Friuli Oggi, che chiedeva appunto questo parallelismo tra la maschera di Malacarne, che è squisitamente friulana, e quella di Arlecchino, che non si può appunto riassumere in poche battute, magari glielo chiediamo a Federico Skridel, che è l'attore che interpreta il ruolo di Malacarne, e vediamo che cosa ci può raccontare lui anche della sua esperienza in questa commedia. Se c'è Federico, batta un colpo, che stiamo aspettando lui. Eccomi, batto il colpo. Eccoci qua, eccoci Federico, allora raccontaci un po' della tua esperienza, ma anche di questo parallelismo che ormai viene fatto, no, tra Malacarne e l'Arlecchino friulano, in che senso? Io un po' mi allineo a quello che ha detto Michele, nel senso che forse dire Arlecchino friulano non è corretto, ma è più proprio il suo archetipo, ossia lo Zanni. È stato, c'è da dire che come dire, ho avuto la difficoltà forse di interpretare questo ruolo in quanto friulano, nel senso che forse raccontare l'archetipo friulano forse che ne so, magari forse sarebbe stato più semplice se io non fossi stato friulano, ma dall'altro canto ho sentito anche l'onore di dare corpo e vita a questo personaggio. Sicuramente un personaggio forse meno agile, meno meno scherzoso, meno furbo, meno, come dire, standard, potrei dire, rispetto a quello che il grande pubblico conosce di Arlecchino. Ma allo stesso tempo mi sentirei di dire che forse è più friulano, segue più le caratteristiche del conosciuto friulano popolare. Spesso con Michele si è parlato di questo fatto che Malacarne fosse un brav'uomo, e quindi noi abbiamo lavorato molto su questo essere brav'uomo. Michele ha insistito molto e mi ha guidato molto nella ricerca di questo personaggio, che si trova in un momento di difficoltà come quello di qualcuno che ha appena perso la propria terra, ha perso la propria indipendenza ed è disposto a sottostare a un regime quasi schiavistico pur di avere la possibilità di recuperare la propria indipendenza e di rimanere nella propria terra. Quindi anche questo si racconta anche il desiderio di rimanere nella propria terra. Poi un'altra cosa che c'è da dire su Malacarne è stata anche la questione della lingua. Come diceva prima Agata, ci siamo occupati di tradurre e adattare le parole scritte inizialmente da Marco, poi anche
da Michele, nel mio caso in friulano, ed è stato difficile ma allo stesso tempo molto stimolante, e quindi bello andare a cercare un friulano che potesse varcare i confini, come dico io, che possa andare al di là del tagliamento e dell'ivenza e possa, non dico essere compreso, ma possa avere delle chiavi per aiutare lo spettatore a leggere un po' le vicende, le relazioni e gli argomenti portati in campo da Malacarne. Non so, aspetta, io non sto guardando se ci sono delle domande nella chat. No, non ci sono al momento altre domande nella chat, perché siete stati molto esaustivi fino adesso, però se vuoi fare delle battute finali sul personaggio siamo tutti attenti. No, dicevo, come attore, devo sempre distinguere questa cosa, sia come attore che come friulano, sono molto curioso di sapere come si comporterà Malacarne in terra natia e come si comporterà in terra foresta, nel senso che come si destreggerà tra le selve dell'Italia non friulanofona, ma come diceva anche il nostro regista, diciamo, in Lombardia ci faremo amici lombardi, in Veneto i veneti, in Friuli i friulani. Per Napoli sicuramente Michele sta inventando qualcosa e noi lo seguiremo come se fossimo dei suoi fedeli attori, cosa che in realtà siamo. Quindi secondo me, come noi ci divertiamo a fare questo spettacolo, secondo me anche il pubblico ci seguirà. Sono ottimista. Bene, grazie mille Federico per averci fatto assaporare già una parte di personaggio. Farei io una domanda, la mia vena giornalistica che esce, se i direttori artistici ci vogliono dire quali saranno le date allora degli spettacoli, perché inizierà la Tisana, ma non finirà lì il percorso dello spettacolo, che così diamo delle informazioni di servizio, che so che ai giornalisti alla fine interessano parecchio anche queste informazioni, insomma. Allora, sì, avremo dopo alcune giornate in cui appunto andremo a chiudere lo spettacolo. Il debutto dello spettacolo sarà venerdì 11 di giugno alle 9 di sera qui alla Tisana al Teatro Odeon, mentre il giorno successivo, quindi sabato 12, saremo nel parco di Torre di Pordenone all'interno della rassegna Stecchiti. Il sabato successivo, cioè il 19 giugno, saremo invece al Giovanni da Udine alle ore 18, mentre poi ci sono delle altre date in via di definizione a luglio, sia in Friuli che in Veneto, e ad agosto. Poi questo per quanto riguarda lo spettacolo, mentre anche i laboratori sono in via di definizione le date per laboratori teatrali sia a Portetto che nel territorio friulano, che a Trento, in Costruzione Maschera, e in Romania. Tutte queste attività sono state ideate nel 2019. C'è stata una pandemia di mezzo, c'è ancora, per cui purtroppo la definizione delle date e l'organizzazione soprattutto di questi spostamenti poi all'estero è molto molto complessa, però per adesso insomma abbiamo queste prime date di giugno. Si naviga a vista, anche perché appunto dipende molto da recuperi dei teatri, quindi una data viene spostata perché no, abbiamo un'altra cosa da recuperare, oppure
salta fuori, ci siamo liberati, abbiamo una possibilità, ad esempio anche a San Giorgio di Nogaro, 6 agosto, avremo un'altra replica. Quindi, insomma, è tutto in via di definizione a causa pandemia. C'è un sistema intero che continua ad essere, nonostante la ripartenza, in una grossa crisi, perché la programmazione è una cosa che di solito si fa con mesi e mesi d'anticipo e adesso si fa a settimane d'anticipo. Queste sono cose note a tutti. Beh, ma ci siamo anche come ufficio stampa e quindi appena ci saranno tutte le date verranno comunicate a tutti i giornalisti e alle redazioni, che piano piano ci stanno salutando perché allora ci sono un po' di impegni per tutti, soprattutto i giornalisti che hanno una conferenza stampa dietro l'altra in questi giorni, proprio perché la cultura si è tornata a riaprire. Quindi io direi, se non ci sono altre domande, io faccio una comunicazione di servizio, verrà inoltrato adesso il comunicato stampa, la cartella stampa con anche alcune fotografie dove dentro ci sono tutte le informazioni, quindi le date, la scheda del progetto, la scheda anche della compagnia teatrale. Io ringrazio l'assessore, padrone di casa Daniela Lizzi, ma lascio l'ultimo saluto a voi, all'assessore, a Claudio e ad Agata. Salutare voi, che poi io chiudo. Salutare, io ringrazio Agata, ringrazio Claudio, ringrazio Anna Gazzani, tutti i giornalisti, il regista, il drammaturgo, l'attore. Piacerissimo, avremo modo veramente di vederci de visu la sera del debutto e quindi non vedo l'ora. Sono io positiva, mi è piaciuto molto cosa ha detto Michele Casalin, che bisogna capire quando è il momento del passaggio ed è giusto che sia così. Abbiamo dato fiducia a questa compagnia giovane proprio perché è questo che deve essere il nostro futuro, quindi la gente appassionata che studia, soprattutto che ha studiato e che vuole mettere a prova quello che sa fare e soprattutto quello che ha imparato e soprattutto la passione, e quindi questo penso che siano gli ingredienti migliori per una riuscita di uno spettacolo nuovo e benaugurante per tutti questi giovani. Grazie a tutti di essere stati qui e a presto. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. E come dice Fabiano nella chat, tanta M a tutti.